Un unico plesso scolastico dal nido alla scuola media, un sogno che si realizza a Cartigliano, come ci ha raccontato il sindaco Racchella. È un progetto che anche la Regione Veneto ci ha premiato e infatti proprio per questo ci è dato un contributo di 500.000 euro per la realizzazione di questo sogno. Un attuale cantiere per il rifacimento della scuola media che dovrebbe vedere la fine dei lavori a metà del prossimo anno. Nello stesso sito, con il 2021, inizieranno anche i lavori del nuovo asilo nido per vedere il completamento dell'intero plesso anche con la scuola materna. Tutto questo grazie anche alla collaborazione che abbiamo instaurato con la casa di riposo, che ci darà una fascia di terra dove i ragazzini potranno interagire con gli anziani. Dunque è un progetto che anche la Regione Veneto ci ha premiato e infatti proprio per questo ci è dato un contributo di 500.000 euro per la realizzazione di questo sogno. Dal nido alle medie, insomma, in un contesto familiare dove nel breve tempo della ricreazione, volendo, si potrà stare a contatto con i nonnini che magari sono fuori a godersi le belle giornate di sole, come già avviene in alcuni paesi del nord Europa.